Queste 5 offensive partono una dopo l'altra a partire da marzo e le prime hanno un successo schiacciante, ecco, è consolante. I tedeschi, con gli stessi sistemi con cui avevano fracassato noi a Caporetto, nel marzo del 18 fracassano gli inglesi, annientano un'intera armata inglese e vanno avanti di 60 chilometri. Poi però gli altri sono troppi e questa offensiva si ferma. Parte la seconda, va avanti e si ferma. Parte la terza, marzo, aprile, maggio, giugno parte la quarta, luglio parte la quinta. Ognuna di queste offensive sono centinaia di migliaia di morti, feriti, dispersi. Ogni volta i tedeschi vanno un po' più avanti. Sono quasi a Parigi, ma quasi. E intanto stanno finendo tutto, però stanno finendo le riserve, gli uomini, i soldi, le munizioni, tutto. E anche la voglia. La quinta offensiva, che parte il 15 luglio, è un disastro. Viene fermata subito.